Ciao ragazzi, Ciao! oggi siamo nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Siamo saliti praticamente, siamo venuti a esplorare questo pianoro, altopiano detritico. Vi facciamo vedere un po' meglio. È una conca chiaramente, Sì. dove poi c'è Cima Grostei, Campanili di Vallesinella, sono cime spettacolari, e dietro di qua c'è, non so se si vede, forse sì, c'è Cima Vallazza, Cima Roma. Cima Roma è un grande classico, adesso vedremo se faremo la salita anche là o meno. Comunque intanto stiamo girando Esplorando qui. Assolutamente, bisogna stare molto attenti perché ci sono buche, anche delle vere e proprie voragini tra le rocce, Sì. ma molto bello davvero. Vi facciamo come sempre vedere il tracciato, l'itinerario, gli scenari, intanto fino a qua e poi vediamo. Quindi rimanete con noi. Ciao! Ciao. Ragazzi, la salita a Cima Roma non è un sentiero segnato, ovviamente è una traccia scialpinistica che può capitare anche di trovare non tracciata, specie se ha nevicato di recente. Occorre avere dei punti di riferimento. Un primo punto è quella croce di legno dove c'è quella specie di masso quasi a beveratoio, lo si tiene sulla destra e si procede in questo caso su una traccia battuta. Un quasi white out? Sì, anche le ciaspole sono ritornate per la stagione. Qua si sprofonderebbe se no. Dal chiodo. Adesso continuiamo, di volta in volta si apre un pochino. Dai, speriamo che si apra ulteriormente. Niente, avanti così. Anche di tanto in tanto si apre. Sì. E infatti il paesaggio è veramente unico. Ragazzi, un secondo punto di riferimento chiaro è quel casolare lì. Lo si tiene sulla destra, si punta a Cima Grostei, c'è quel gruppo di sci alpinisti che ci precede, si vede che si sale verso quella piccola insellatura, poi si scollinerà un pochino. Il contesto qui è comunque molto detritico, qua ci sono una specie di piccoli canyon detritici, bisogna stare molto attenti perché la neve adesso è polverosa, più o meno con le ciaspole non si affonda, però sotto ci possono essere buche e salti anche inaspettati. C'è molta neve da riposo comunque. Adesso proseguiamo verso quella forcellina. Ragazzi,
siamo arrivati in un punto dove cambiamo leggerissimamente traiettoria, dunque siamo saliti sempre con dei riferimenti, a volte ci sono, come in quel caso lì, dei paletti di legno, dei muri di sassi se sono scoperti. Ora continuiamo di qua e questo è lo scenario. Allora, di qua Cima Grossetè con anche questo canale che sale, c'è una forcella, ci sono dei sci alpinisti che salgono lì, è chiaramente molto più impegnativa, noi non faremo quella, noi terremo i pendii del Grossetè qua sulla destra e ci infileremo in una traiettoria che sta appunto tra i pendii e la prima punta rocciosa un po' più a sinistra. Quella si chiama Cima della Gagliarda e noi scendiamo un pochino, adesso in falso piano, continuiamo in questa direzione, c'è gente davanti a noi, è anche già tracciata, c'è sole, si vede bene, però se fosse nuvoloso o comunque con neve fresca, qua bisogna prestare estrema attenzione. Com'è? Finito, sale e scendi. Bel bianco. Sì, intanto c'è questi crateri. Insomma, pazzesco. Appena nella direzione c'è questa spalla, questo piccolo crinale e puntiamo, adesso finalmente si comincia a vedere Cima Roma, puntiamo di qua. Ragazzi, a questo punto dell'itinerario è dove finalmente si vede la destinazione. Ci sono 3 cime là, Cima Roma è quella in mezzo, sulla sinistra Cima invece Vallazza, sulla destra Cima Valperse. Qua continueremo, adesso è battutissimo, è veramente un falsopiano, la salita è tutta sul finale, ci avviamo in direzione Cima Roma e poi saliremo.
Wow, bellissima sta conca. E infatti qua intanto c'è anche un cucuzzolo con una croce, magari proviamo a raggiungerlo. Bellissimo, wow. Sì, la conca è spettacolare. Meravigliosa questa conca. Velocissimo appunto su che cime abbiamo qua intorno: Cima Grosté, Campanile dei Camosci, Cima Faulkner, e poi qui c'è questa piccola catena dove c'è appunto Cima Vallazze e Cima Roma. Ma ci sono vari cocuzzoli tipo quello con la croce, panoramici, che hanno un panorama strepitoso e che si possono salire. Adesso vedremo cosa fare. Magari, non lo so, vediamo, faccio un saltino veloce Cima Roma. Tu cosa fai? No, io mi fermo qua e insomma è stato abbastanza impegnativo, dai, per me insomma come prima ripresa con le ciaspole della stagione. Fai un saltino un po' di Mi foto, godo ancora qui la conca. un po' di cimette qua vicino, Sì, vediamo. Sì, sì. Cima Roma è lì, c'è l'ultimo pendio, è un po' più ripido, ci sono diversi sciatori, vediamo com'è. Farò un breve video della salita, poi dalla cima e poi ritorniamo qua. Wow, che meraviglia, anche da qui ho raggiunto anche questo cucuzzolo e la vista da qui è veramente stupenda. Merita nel caso come a lungo se state esplorando questa conca. Guardate che roba. Ma dunque, ammesso che siano scoperti da neve, ci sono spesso degli omini di pietra che marcano
questa traccia, ma ci sono anche altre tracce che salgono, io ne sto facendo una, non è detto neanche sia la migliore, è quella che sta un pochino più in cresta. Dunque è cominciata la salita vera e propria, questa cima a Roma, tranquilla, pende un pochino talvolta ma molto approcciabile. Adesso ho ripreso nuovamente in direzione diretta verso la cima. Dunque dopo essere arrivati circa lì si comincia a vedere più netta la cresta sommitale, si salirà un pochino qua a lato, non siamo distanti, neanche vicinissimi, vediamo dai. Dunque un altro brevissimo appunto, il pianoro, l'altopiano dietro il passo del Grostet è lasciato lì, adesso sono arrivato all'ultimo muretto, penso prima della cima, vedo degli sci alpinisti lì e vediamo. Dunque lì è la selletta dove si radunano tutti gli sci alpinisti e poi la cima penso sia quella un po' più a lato. Vediamo subito. Adesso sarà questione di pochi passi. Allora, passato lì il risalto di roccia, si cammina verso la punta così. Io adesso sono solo con scarponi. Oddio, ramponi non avrebbero guastato, però proviamo, dai. Ragazzi, anche per questa volta siamo quasi giunti al termine. Dani scenderà da Cima a Roma per il tracciato di salita e proseguiremo poi verso il passo del Grostet, lungo la via dell'andata. Noi speriamo che questa escursione nel cuore delle Dolomiti di Brenta vi sia piaciuta. Se sì, magari metteteci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale, se non lo siete già. Ora vi lasciamo agli scenari che abbiamo ripreso durante una traversata del Monte Spinale fatta negli stessi giorni e vi salutiamo dandovi appuntamento al nostro prossimo video insieme a noi. Ciao, buona montagna!